Bentrovati e bentornati a tutti a Storia, il programma che ogni giorno cerca di raccontarvi un po' della cultura dell'Occidente per farvi capire, per farci capire insieme qual è la nostra storia, la nostra vera natura. Parliamo in questi giorni della cultura greca e parliamo di quella parte della cultura greca che è la lirica. La lirica, abbiamo visto, si può dividere in 4 grandi aree: la lirica giambica, la lirica elegiaca, la lirica monodica corale e la lirica monodica e semplice. Quindi 4 tipi di poesia lirica che i greci adottavano ai loro tempi, nell'epoca in cui si passa dalla prima colonizzazione alla seconda colonizzazione, cioè tra il 1000 e il 500 a.C., nel periodo cioè in cui i greci vanno ad abitare in parte nell'attuale zona dell'Asia Minore e in parte nella Magna Grecia come è conosciuta oggi. Ecco, in questo frangente sorgono quindi questi generi e ce n'è uno che cui andiamo a occuparci oggi, che è proprio la lirica giambica. Che cos'è il giambo? Il giambo è una parola molto particolare, di cui anche complesso comprenderne l'origine, proveremo a farlo nelle prossime puntate, ma quello che ci interessa a livello di definizione è che il giambo è proprio un modo di fare poesia andando a cercare l'aggressività, la beffa, la derisione. È come se attraverso i giambi l'uomo cercasse una possibilità di riscatto e anche un po' di fuga da quella che è la sua vita, aggredendo, lanciando invettive, lanciando anatemi, deridendo l'altro, prendendo in giro. L'uomo cerca un po' di scrollarsi di dosso quello che è il senso di finitezza e di finitudine che attraversa l'animo umano. È molto interessante quindi la lirica giambica, perché è una lirica fatta di poeti aggressivi, di poeti anche molto, duri, di poeti anche complessi da comprendere e difficili da condividere, ma che proprio per questa loro complessità sono affascinanti perché raccontano di un'esistenza che difficilmente può essere sostenuta e sopportata dall'uomo greco e da cui l'uomo greco cerca di liberarsi lanciando anatemi, lanciando derisione, lanciando dileggiamenti verso il prossimo. È una cultura molto particolare quella greca che col giambo fa un nuovo passo. La lirica si apre a una nuova stagione e sarà interessante scoprirla sempre qui, scoprirla a Storia anche domani.